Io sono di Treviso, però vivo all'estero ormai da 10 anni, ho ereditato appunto la passione per i viaggi e le culture diverse da mio nonno, quindi appena potuto sono partita e ho lavorato come giornalista e documentarista per stampa e televisioni internazionali, facendo reportage di promozione in vari paesi del mondo. Quindi ho intervistato politici, imprenditori e spesso mi è capitato di incontrare appunto persone di origine veneta e devo dire che sono sempre stati incontri molto piacevoli, ho sempre ricevuto un'accoglienza calorosa, soprattutto appunto in Brasile, in Argentina e in paesi dove le comunità venete sono fortemente presenti. Ora vivo invece a Londra da un anno. Sono referente per l'ambasciata, l'Istituto di Cultura Italiano e le aziende venete e italiane che vogliono aprirsi e farsi conoscere all'estero. Contemporaneamente ho sviluppato con altri due ragazzi di Treviso, coetanei, un progetto molto ambizioso che appunto prevede la promozione delle eccellenze del nostro territorio attraverso il patrimonio gastronomico, il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico. Quindi organizziamo soggiorni culturali, interscambi ed eventi rivolti sia a privati che ad aziende che vogliono conoscere le nostre terre in modo autentico e con uno scambio vero, umano, con la comunità locale. Quindi abbiamo coinvolto strutture ricettive dalle ville venete all'agriturismo in condizione familiare, dagli chef, sommelier, produttori di vino, artisti e artigiani, affinché trasmettano e insegnino la loro arte agli stranieri. E questo appunto permette a noi veneti di mantenere vivo il nostro bagaglio culturale, le nostre tradizioni e allo stesso tempo farlo conoscere e promuoverlo all'estero. E diciamo che il nostro desiderio sarebbe in futuro interlacciare delle relazioni anche con le comunità appunto venete nel mondo e organizzare queste esperienze, questi scambi con loro, perché crediamo appunto che sia responsabilità di noi giovani mantenere vivo questo rapporto con i giovani nel mondo. E questo è quanto. Avete delle domande per Gloria? Ne faccio una io. Tu hai detto che sei partita per questa passione che tu hai sempre avuto per i viaggi. Qui non hai neanche provato, voglio dire, a trovare un lavoro, a inserirti, cioè cosa ti ha portato? Io ho studiato all'estero